Sì. Si tratta di questo, signora Rosa. Siccome io ho fatto 2 sogni. 2? Ah, no, 1? 2 sogni. Uno dove lei c'era sin dall'inizio, dal principio. Allora perché hai detto una bugia E poc'anzi? un altro dove lei è arrivato dopo. Ah, ho capito. Ora lei quale volesse sentire? Quello dove c'ero io dall'inizio, così ci leviamo il pensiero. Ah, quello vuole sentire? Non lo so, ma da dove deve cominciare lei? No, cominciamo da questo, che è quello che dice lei. Allora, vedete che cosa è successo? Che io mi metto a letto col pensiero del signor La Rosa, e siccome mi hanno spiegato che tu ti sogni una persona, se da persona che si addormenta pensa a te, perciò io sogno scantato perché faccio ogni volta che mi cucco è il momento che il signor La Rosa sta pensando a me. Guardi, io le voglio subito non dire... si vergogna, No, no, non mi vergogno, io le voglio bene. Noi siamo amici, lavoriamo insieme, stiamo anche spesso insieme nella vita privata, ma io la sera ho altro a cui pensare. Allora, io mi accorgai neanche il tempo di addormentarmi e che ti sogno, il signor La Rosa. Ah, quindi lei era già arrivato tra le braccia di Morfeo, lei era già tra le braccia di Morfeo. Io ero a fianco di Crocifissa. Lei era a letto a fianco di Crocifissa dal momento che voi dormite insieme ancora, no? Sì. Dormite insieme lei all'antico. E quindi era già tra le braccia di Morfeo o no? Io ero col copriletto, c'avevo il cuscino e di fianco c'avevo Crocifissa. Questo è il signor Morfeo. No, si dice essere tra le braccia di Morfeo quando già uno dorme. Allora io ero già tra le braccia di Morfeo perché già dormivo. Quando all'improvviso... Aiutami tu, Anna, per favore, se è possibile, ecco, si appoggi sulla signora Malvica, che è un'attrice e quindi casomai le può dare uno spunto. È chiaro. Chiarissimo, Mi lei piace, sta parlando proprio in una maniera perfetta. E lei, signora. Complimenti. E lei che non quaglia. Alla fine vuoi vedere che la colpa è mia. La colpa è mia, cioè lei non capisce. Grazie, Anna. Io. Allora, lei stava dormendo, si è addormentato subito e mi appare il signor La Rosa. Mi appare il signor La Rosa in tutto il suo splendore. Meno male, questa volta è un sogno positivo. Bello, alto, snello. Oh, chi è? Dico, io non lo so, non sono queste cose sogno uno può anche sognare. Era bello, coi capelli tutti castacchi chiari. Non ero io allora. Con un mazzo di chiavi apre una macchina bianca che poi ho visto dopo che era una Mercedes. E chi da mungi un bottone, tutto tetto, una supercar, una supercar. Una super macchina, una super macchina. Parte, e io, come se io ero con l'elicottero, perché nel sogno è così, che io e lo vedevo, uno stava, e lei pigliavo da parte da Corso Sicilia, poi sape uno c'è il quartiere, quello a luce rosse. Sì, lo so, va bene, d'accordo, guarda caso, chi sta per io dissi, ma signor La Rosa, ma chi ci va a fare certo. Ma io non ci vado perché non ci vado. E invece nel sogno ci stavo andando, vabbè, ci stavo andando. Era tardissimo. Ma che dico tardissimo? Tarduni. Era sai che non lo diceva. Era tarduni. Si ferma davanti a una porta dove c'era una signora. Era appunto data. Va bene, guardi, c'era una signora che noi rispettiamo, era appoggiata, Stia attento a quello che dice. Lei con quella macchina che ci entrava a stento nelle traversine. Erano traversine piccole. E ci traseva a stento. Era una macchina grossa. Lei si fermava, anziché calare il vetro, lei munciva un bottone. E ho tirato giù la capote. La capote. Lei era come è vissuto ora. Ero col vestito. Senza cappotto, era... Ma che c'è dal cappotto? Ma che c'è del cappotto? La capote, il tetto della macchina si chiama cappotto. Aspetta, la macchina si chiama cappotto. Per cui sono macchine decapottabili. Una macchina decapottabile. Allora, lei ripete le cose a pappagallo. No, ho capito, lei decapitava la macchina. Vabbè, mi va bene anche così. Il senso è giusto. E ci fa quella signora che era messa così. Lei, pratico, era pratico. Ci disse Gioia. Tanto non ero io, alto, biondo, con gli occhi azzurri, non ero io. Gioia. Quando prende. Domanda classica, chi va in quei posti chiede, è ovvio. Quella signora, come viste due gran macchinoni, dice che mi voglio avviare auto. Vabbè, certo. Chi da pigliava 40 euro, come viste due gran macchinoni ci sei 50 euro. Vabbè, anzi, diciamo, me l'ha fatta da sorella. Lei ci dice coito. Quindi proprio ci stavo. Te ne do 500.
Io un do sonno disse, non può essere un signor La Rosa. Non ero io. Conoscendolo non può 500, essere. allora, io non ero io perché insomma ero alto, non ero io perché ero bello, non ero io perché avevo gli occhi azzurri, non ero io perché 500 euro sono troppo. Quella come senti 500 euro, sì. Che se calava con... certo, ha avuto un sussulto. Un sussulto. Sì. Io chiudo la porta, chiudendo. Sì. Sbrigati! Anche! Che c'ho premura! Anche! Chiedo, ma io stai chiudendo? Certo. Oh, abbiamo detto 500 euro! 500 euro, sbrigati! E dite, piacchiando da macchina. Non ci aveva trasuto mai in dalla macchina di Kid. Non sapevo una mettere in mano quello che dovevo toccare. Macchina di lusso! No. Corso Sicilia! Sì! Sono chiamato da via Tennea. Arrivavo all'angolo con viale 20 settembre. Sì, lassù. Vabbè. Giravo a destra. Sì. Vicino al tribunale. Anche. Vicino al tribunale. Sì, capisco, e si ferma in un grande albergo. Non facciamo Non pubblicità. facciamo no, ce ne sono un due. grande Un grande albergo, ce n'è uno davanti al tribunale. Sì, come con questa signora, Sì. che creatura non riusciva a mandare a camminare vicino, tanto era emozionata. Ci svuotava un gambe mentre camminava. Lei era un sogno. Certo che è un sogno. Aveva certo. una falcata quando camminava, che Pippo Baudo era un nano di fronte a lei. E chissà che ci correva da presso. Certo. Entra Invaghita, lei era invaghita. Lei era che può dire? Si può dire? Era presa da Era questa presa cosa, da questa eccitata. Eccitata non si può dire. No, ma eccitata nel senso che questa cosa le piaceva. Sì, ci piace. Sì, piace. Entra in questo albergo. Appena il signor La Rosa entra nell'albergo, Sì. ci viene incontro a lei il direttore. Dell'albergo? Sì. Signor La Rosa, Quindi quale onore. mi conosceva? Sì, quale onore riaverla finalmente di nuovo qui. Che cosa posso fare per lei? Sì. Ci voleva passare la mano. E lei dice, niente, sono qua, dice, così, per qualche ora. La solita suite. La solita suite, quindi io ero un abitué. Io ero abitué. Cucchida che tagliava d'albergo che non ci aveva trasuto mai. Certo. All'ascensore, bottone, quarto piano. Appena arriva l'ascensore Caserate, Carusi, ma la lussuria che c'era. Ma che è la lussuria? Tutto il pavimento tutto di velluto, Sì. tutta la moquetes, tutti i pareti di granita. Certo, il tetto di gelato, che è di granita? Di marmo. Di marmo, di granito, che è granita? Che è? La porta non si apre più qua chiave. Ah no? Con una targhetta lei ma passava e si apriva. Sì. E ci dice, Kid dice, prego. Kid si sentiva a Regina Elisabetta. Scusatemi, adesso io non è che voglio dire, però 500 euro, portata su un macchinone, siamo arrivati in un albergo di lusso, siamo saliti con questo ascensore meraviglioso, abbiamo aperto la porta con la carta. E io in questo sogno che vedevo tutta sta scena. Sì. Lei è entrato, sull'uova giacca, abbiamo il suo ma lei di uno sportivo, ma di un fascino, era sogno. Era sogno, perché ho visto alcune donne che erano un pochettino... Se lavavo da giacca cognito, una cosa, un proletto, entrava un do bagno, si svoltava la camicia, si vede dettagliato, sai, do bagno. In cui uno si guarda e dice, ma chi sogno bello, no? Questa cosa... Si insaponava in mano, si lavava la camicia, e quella signora che invece era titubante, che non si spogliava. Bravo. Perché la signora pensavo, dice, ma chi sto? Tutte ste gran sorti, questo lusso, questa macchina, mi dà 500 euro. Ma non credo che è un pazzo. Bene, certo. Come io ce ne domando 50 e questo me ne dà 500? Certo, la signora poteva anche farla questa... Perché non lo conosceva lei. Certo. Se lei non capisce questo, non capisce la storia. Certo. Lei mi capisce? Sì, l'ho capito, certo. Arrivata a un certo punto, quella signora, quando lei esce dal bagno tutto canna catena, tutto così, e ci fa, dice, ma allora, quella ci fa commendatore a lei. Certo, perché sogno. Aveva capito, io non sono commendatore né cavaliere né grande ufficiale, nulla. Ma presto lo faranno. No, non c'è bisogno. Allora, non fare commendatore, mi impegno fino all'orgasmo, io quando fare... Guarda, poi me lo saprà dire. Guardi, non si impegna affatto, perché non
Allora, non è necessario, rispetto tutti, ma non è necessario. Giustamente, allora, sì. quella signorona si cominciò a preoccupare. Ha ragione, ha ragione. Con chi sono? Con chi sono? Chi è questo signore? Questo è un manico sessuale. Un manico sessuale. Questo è uno che mi... È un manico... Ma che cosa dice? Maniaco! Allora è indumento, vabbè, scusi, ma lei mi fa confondere! Così quando è prima, così quando è dopo, così quando è indumento. Vabbè, scusi, queste sono regole grammaticali che ha fatto lei. Abbiamo stabilito. Vabbè, abbiamo stabilito. Siamo amici, signora Rosa. Siamo amici. Siamo amici. Sì. Lei si è fatto prendere dal sogno, avanti. Arrivato a un certo punto, questa signora cominciò a pensare, ma questo che è un maniaco sessuale, questo che mi fa? Perché ci fa commendatore? Ma tutto tranquillo, vero? Sì, certo. E lei? Certo, no, tranquillo. E la signora, no, perché sapete, io faccio questo mestiere per bisogno, non è che lo faccio per capriccio, però ho le mie regole, giusto, ho la mia dignità, ho la mia... No, dico, possiamo stare... E lei, no, certo, tranquillo. Ero io, tranquillo. Allora, dite, mi posso sfogliare? Sì. E lei, certo, si può sfogliare, si può sfogliare. Certo. E la signora si cominciava a lavare la giacchetta e io si calava i capi. Va bene, non... Già, da calate senta, non ero io, tanto non ero io, era un sogno. Ma la combassa, vabbè, ma tanto... Però la signora pensava ai 500 euro, stavo pensando a io, non c'era niente. Va bene. Ma arrivato a un certo punto, la signora insisteva, dice, no, dico, allora tranquillo, levandosi la giacchetta e posando la borsetta. Lei ci disse, no, tranquillo, e se lavava i causi. Come se lavava i causi già era ridicolo lei, perché era che... No, invece lei senza pantaloni è bello, vabbè, lasciamo stare. Non ne parliamo. Arrivato a un certo punto, lei, il commentatore, perché ci fa, dice, no, signora, però Cesare è meglio che glielo dico subito. Dice, io ho soltanto un piccolo vizio. Signora, un momento, ha visto allora? Che stavo pigliando la giacchetta. Allora la signora ha detto, hai visto che io pensavo bene, a pensar male ogni tanto si fa bene. Stavo pigliando la giacchetta di nuovo per rimettersela. Dice, commendatore, che vizio è? No, non si preoccupa, signora. Meno male, ero preoccupato. No. Dice, io dice solo che io a me mi piace. Sì? Che cosa? Ci disse lei. A lui, cioè. Quello lì. Non si affrontassi, ma non ero io, alto, bello, con gli occhi azzurri, biondo, chi è? A me mi piace che appena finisco di fare il complesso sessuale... Che è? Un gruppo musicale? Che è il complesso musicale? Ho da usare l'amore. Scusi, lei che complessi fa a casa? Cioè, ad amplessi come è combinato? Lei? A casa? Fuori a casa, io fuori a casa. Dice io alla fine del complesso sessuale... Amplesso si chiama! Amplesso. Rima e taglia, e io capisco. Vabbè. Io alla fine dell'amplesso sessuale mi piace, dice, che andare tombolate. Vedi che vizio. Quindi violento. Schiaffi. La signora dice, un momento, che già si pigliava la giacchetta. Ma come tombolate? Dice, assai? Ma poi dice, la signora, ma tombolate forti o tombolate piano? Perché la signora pensa da sempre ai 500 euro. Dice, ma tombolate forti o piano? E lei, no, tombolate, come quando uno si sta sciarriando così, senza che li controlla. Capisco. A Catania si dice quando uno ce le va sicura che poi... Dice la signora un poco, dice, ma io veramente me ne volessi dire, penso. Poi pensate ai 500 euro. E c'è questo commentatore, ma... Se tombolate, che lei mi duna tutto in da faccia o uno mi piglia. E lei ci disse, no, c'è uno piglio. Certo, ma mi non da faccia che sai, ma uno piglio. Vedi che vizio stupido. La signora pensava ai 500 euro. Vabbè, dice che saranno mai. E ci disse, scusi commentatore, ma quanto me ne duna di queste tembolate? E lei ci disse, no, niente, fino a quando mi torni 500 euro, poi basta. Ma non è possibile. Ma non è possibile.